Buongiorno amici montanari. Buongiorno, tempaccio oggi. Allora, cosa si fa oggi? Oggi è domenica 18 luglio 2021. È abbastanza presto perché sono le 8 del mattino, potrebbe essere anche tardi volendo, ma per il giro che ho in mente di fare io è anche presto. Perché? Perché oggi non avevo voglia di stare a casa, anche se il tempo, come vedete, è uggioso, piovigina, sì, non è granché, e Ray non è del tutto in forma e quindi ho pensato di fare un giretto da merendero, una cosa molto molto easy e tranquilla. Ho lasciato l'auto in località Palui, vicino all'area picnic, e adesso sto salendo verso Fertazza, il Belvedere, quelle zone lì. Facciamo due passi, vediamo un attimino come va la giornata. Ripeto, piove, le previsioni dicevano probabilità di pioggia 10% al mattino. Ecco, io mi sono perso l'altro 90%. Vabbè, non importa. Bene montanari, vediamo cosa ne esce da questa giornata e noi ci vediamo lungo il percorso.
allora amici montanari, io sono sceso adesso da lì, dalla cima Fertazza, sono fermato qui al ristoro a fare un piccolo break da merendero e qui la vista è veramente incredibile. A parte di là si vede tutta la zona verso Alleghe, il lago, ma l'avete vista prima. Qui è stupendo, guardiamo. Allora, partendo da qua abbiamo tutta la zona della Croda Lago, quindi il becco di Mezdì. Qui abbiamo il Cernera eccetera, no, il Cernera è più in là. Qui abbiamo tutta la Croda da Lago. Qui aspetta che, ok, questa qua è la zona della Verau, del Nuvolau, dietro di lì ci sono anche le Toffane. Qui c'è, aspetta che non riesco a puntarlo col dito, eccolo qua, qui dietro c'è il Lagazzoi, questa punta qui verde è il Monte Pore e invece quest'altra, aspetta che si spegne il display, è il Col di Lana. E invece di qua abbiamo tutta la zona del Sella, qui lì dietro c'è Fannes, c'è tutta quella zona lì, è veramente incredibile. Ora di qua e si scende. Allora amici montanari, io ormai ho cominciato la discesa che sarà per la stessa strada dell'andata. Qui devo dire veramente, anche se è un posto molto facile da raggiungere, molto frequentato, molto da merenderos, però è proprio bello perché il panorama è stupendo anche in giornate così. Poi dietro di me vedete il Pelmo e non so se riesco a farvelo vedere, un poco dietro, un po' nascosto dalle nuvole, si vede anche l'Antelao. Che dire, il giro è bellissimo, bellissimo perché per i panorami, per il resto è solo una passeggiata molto tranquilla su strada forestale, fattibile da chiunque, come al solito un po' di fiato, un po' di gamba, ma niente di che, insomma siamo attorno ai 600-700 metri di dislivello, dopo guarderò bene sulla traccia GPS. Un giro da fare anche tranquillamente in mezza giornata oppure prendendosela comoda, così fermandosi magari a fare uno spuntino in uno dei vari rifugi bar ristori che ci sono lungo il percorso. Molto carino, paesaggi piacevoli. Ora vi lascio alla scheda tecnica che sarà molto breve e noi ci vediamo più tardi per i saluti finali. Ciao montanari. No, un attimo solo montanari perché qui merita molto. Allora, anche da qua, prima abbiamo visto il paesaggio da quel lato lì, quello lì, adesso che si è aperto da questo lato si vede molto bene il magnifico Pelmo, inconfondibile, eccolo qui dietro le nuvole l'Antelao, questo qua verde, sta cima verde erbosa è il Col della Puina e poco sotto, se Ray smette di tirarmi, Ray fermo, vediamo anche, si intravede il rifugio Città di Fiume. Poi dietro sullo sfondo, nascoste dalle nuvole, ecco qua ci sono le cime della zona del Belprà e dietro lì, dietro al becco di Mezzodì e tutto il gruppo della Croda da Lago, dietro lì, dietro le nuvole c'è anche il Sorapis, veramente stupendo. Per questa escursione ci riferiamo alla carta 025 della Tabacco. Parcheggiata l'auto in località Palui si prende la strada forestale con indicazioni per Fertazza. Seguendo la forestale si giunge agevolmente a Forcella Pecol e da qui, lungo Segnavia 568, sempre su strada bianca, a Ristoro Belvedere e quindi alla cima dei Viai. Per il rientro si segue la stessa strada fatta all'andata. Eccoci amici montanari. Anche questo video ormai è giunto al termine. Finalmente ho trovato un posto con poche persone, un tratto di sentiero con poche persone, per salutarvi. Come dicevo, sto facendo la stessa strada che ho fatto all'andata e fra non molto arriverò alla macchina. Anzi, arriveremo io e Mr. Ray. Non so se l'avete visto, non so se l'ho inquadrato. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se l'escursione è un'escursione veramente tranquilla. In tal caso mettete un bel like, condividetelo per farlo conoscere anche ai vostri amici e lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Come sempre vi lascio in descrizione il link alla scheda tecnica sul sito di Orme Montane e anche il link a Mountain Drive. Cos'altro dire? Un paio di video che potrebbero interessarvi come al solito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao montanari, buona montagna a tutti!